Volevo dire che noi abbiamo fatto questo consiglio coinvolgendo tutti i consiglieri comunali, tutti l'hanno accettato e tutti hanno voluto lavorare assieme e se c'è un'accusa che mi hanno fatto, dottor Bramezza, è che non ho spinto fino in fondo per non creare rotture pesanti, il fatto che il Consiglio Comunale di Portogruaro per primo ha preso una decisione e non veniva rispettata, e nonostante lo sforzo che si faceva non venivamo presi in considerazione, perché non c'è dubbio che non c'è stato un momento in cui io mi sono confrontato con i miei colleghi dove ho sempre premesso che il Consiglio Comunale di Portogruaro ha espresso le posizioni che finalmente in modo pubblico, adesso nessuno può confessarli, tutti i consiglieri comunali hanno preso una determinata posizione e nessuno, dico nessuno, può far finta che questa sera non sia successo niente, perché questa sera ci sono 21 consiglieri comunali, 10 gruppi politici, escluso un'eccezione di uno, che ha confermato la posizione esatta e coerente del Consiglio Comunale di Portogruaro. Punto. Non si torna indietro da questo punto di vista, non si può tornare indietro. Chiedo scusa molto velocemente perché vedo se mi sono dimenticato qualcosa, perché poi il senso del ragionamento è tutto questo. Noi ci troviamo di fronte anche a un momento, vuol dire legato, qualcuno lo ha detto, legato al Mose, legato ai grandi appalti e legato anche agli ospedali, e non possiamo far finta che questo non sia successo, così come non possiamo far finta che sia successo che il project finance è troppo oneroso per i direttori generali dell'UIS, così come non possiamo far finta di niente che oggi rispetto alle risorse contenute noi dobbiamo lavorare, come è stato detto anche da tutti, sui livelli di servizi, dobbiamo lavorare sugli ospedali di comunità, dobbiamo lavorare sulle RSA, dobbiamo lavorare sui medicini di gruppo, dobbiamo lavorare sulla AFT, bene, che sono aggregazioni funzionali territoriali, dobbiamo lavorare sul territorio. Eventuali soluzioni alternative non sono altro che frutto di una situazione consolidata di attenzione verso il sociale e la sanità dei nostri cittadini. Io credo a questo punto che noi ci troviamo di fronte a una situazione dove stiamo lavorando assieme, noi ci impegniamo, e chiudo così questa riflessione, ci impegniamo a fare in modo che i gruppi consigliari tradurranno il dibattito di questa sera in un documento da inviare a tutti i soggetti interessati e competenti. Dobbiamo fare la sintesi di quello che è avvenuto questa sera. Ci impegniamo a fornire una capillare informazione ai cittadini e sentiremo la loro opinione. Se qualcuno si scandalizza, si sbaglia, nel senso che noi vorremmo sentire l'opinione di tutti i cittadini, perché su temi così importanti, dove c'è di mezzo un'area di 90-100.000 abitanti che senza l'ospedale può correre dei rischi anche di sopravvivenza istituzionale, perché non ricordiamo, qualcuno ha ricordato il tribunale, qualcuno ha ricordato l'acquedotto, qualcuno ha ricordato altre questioni, c'è in ballo una riorganizzazione territoriale, anche questo è stato accennato, la città metropolitana e anche nel Friuli c'è una riorganizzazione delle province e degli assetti istituzionali che noi non possiamo far finta che questo non avvenga nella maniera più assoluta. Io credo che noi non abbiamo bisogno, e qui chiudo, noi abbiamo bisogno del vostro sostegno. La politica da sola non può rompere quello che diceva il consigliere Mascarini. La politica si rompe negli equilibri e nelle relazioni fuori da Portogruaro se non si rompe solo attraverso un coinvolgimento di tutti voi, che deve in forma esponenziale allargarsi, perché guardate un attimo, io vorrei capire, e qui chiudo, vorrei capire qual è un direttore aziendale, un direttore imprenditoriale, un presidente di regione, che è una situazione che noi stiamo vivendo oggi, drammatica sul piano economico, senza risorse, dove si va in cerca di creare gli ospedali di comunità, non costruendole dicendo che non ci sono soldi, ma utilizzando strutture già esistenti, e non ci sono soldi, a 6 mesi dalle elezioni, con la possibilità di cambiare qualsiasi assetto
non solo di potere ma anche di assessori, e che si possa da qui a dicembre, scusate, a marzo, aprile, così come hanno detto gli altri, a continuare a discutere di ospedale unico. Questo rapporto, questa roba va interrotta immediatamente e vanno affrontati i problemi della nostra città e dei nostri servizi. Grazie di essere qua e io spero di ritrovarci a breve con gli altri sindaci, perché il mio compito è incontrare gli altri sindaci, portarli qui in piazza e dire cosa pensano, o meglio, cosa pensano i loro consigli comunali. Grazie. Ringrazio il punto.